Buongiorno nonnini, siamo sempre noi, Elena, volontaria dell'associazione Un Sorriso in Più, con Brenda, la mia compagna di queste piccole avventure. In questo periodo di forzata ma necessaria chiusura, noi abbiamo la fortuna di vivere in un paesino circondato dai boschi e così io e Brenda facciamo sempre delle belle passeggiate, perché passeggiare nel verde di un bosco dona pace, rilassamento e benessere che spero di riuscire a trasmettere anche a voi. Nell'incontro precedente vi avevo detto che nel prossimo video vi avrei mostrato una vegetazione più rigogliosa. Sembra un tappeto di fiori. In primavera brulica letteralmente di vita, la natura si risveglia e il bosco sembra in festa, tutto colorato e risplendente. Gli alberi e i fiori si sono svegliati ai primi raggi del sole. È la stagione più bella perché ogni cosa si rinnova. Narcisi, un fiore elegante, raffinato e profumatissimo. I mughetti, splendidi fiori bianchi molto profumati, è considerato simbolo di fortuna e felicità. Fiori di ciliegio, così eleganti e delicati, che sono proprio il simbolo della primavera. Bellissimi, vero nonnini? Terra, Brenda? È pronta a giocare nel bosco con la sua pallina.
Guardate nonnini, vi voglio anche far vedere una cosa che forse vi ricorderà i vostri tempi. Una capanna costruita dai bambini che in questo periodo difficile hanno riscoperto il bosco, che dà a loro un senso di libertà e di creatività. È stato bellissimo vederli giorno per giorno lavorare, progettare, creare e abbellire il loro riparo per viverlo con gli amici. È servito un lavoro di squadra per realizzare tutto e di questo loro sono profondamente orgogliosi. Solitamente vi saluto con una poesia o una frase, ma questa volta vi lascio dicendo: finalmente sei arrivata primavera, con te diamo il benvenuto ai giorni di sole, di speranza e di ottimismo, che tu possa splendere sempre dentro di noi. Un grande abbraccio e al prossimo incontro. Arrivederci nonnini.